Sono Giuseppe Montifabro de Auronzo e per chi che non ha visto la puntata precedente, io gestisco dal 2008 il Rifugio Carducci. Il Rifugio Carducci è collocato nel Alto Veneto, in Cadore, ai confini con la Pusteria, in mezzo a due massicci che è il Popera e la Crolla dei Toni, come dire, è un posto bellissimo dal punto di vista proprio dalla Dolomia nel suo insieme, e raramente un rifugio ha le crode così vicine che si può non solo ammirare ma anche di scalare. Si può ruare in questo rifugio da diverse sentiere. Un è dalla Val Giralba, 1400 metri di dislivello, più o meno 6-7 chilometri. Una è dalla Val Fiscalina, che bisogna fare 1000 metri di dislivello. L'altro accesso sempre per sentiere è dal rifugio Auronzo, passando per il rifugio Lavaredo, volendo anche il rifugio Locatelli, ma a Pian di Cengia e rifugio Comici, e dopo le ferrate che da Alberti se può fare la ferrata Rogel o la ferrata Cengia Gabriella o il giro per la strada degli Alpini. Questi sono che gli accessi a questo rifugio. E in questa puntata io volerei approfondire un problema che sto presentando che l'altra volta, ma che va giustamente spiegò un timmeo, e cioè come un rifugio come questo, che tutta la roba merua con l'elicottero, io riesco a fare un menù fresco. Io ho investito insieme al CAI in quella che viene chiamata la banca del cibo, nel senso che noi cosiniamo i diversi piatti, avevamo l'abbattitore di calore e comprò una macchina sottovuoto e metto il cibo sottovuoto, e dopo chiaramente quando avevamo eccesso metto anche nel congelatore, ma quel che tiriamo fuori è tutto da mangiare che facciamo noi, e quindi è tutto da mangiare fresco, non da son assolutamente da mangiare delle scatole. Tant'è che alcuni rappresentanti mi hanno detto che anche a Fondovalle chi che usa i forni a microonde per distribuire da mangiare, e che ho sommato che fece tutto da mangiare fresco di un rifugio. Però per me il buon piatto di chenedeli, o un buon piatto di gnocchi, o un buon piatto di gulas, o tutto quel che noi facciamo è sicuramente un valore aggiunto, perché quel che rua straco apprezza tutto, ma se il piatto poi è buono sicuramente lo apprezza ancora di più. E diciamo che questo in sostanza è l'aspetto più importante dal punto di vista della qualità dell'accoglienza. E un'altra roba che mi piacerebbe spiegare è il legame che ho con questa parte delle Dolomiti, e lo spiego con l'esempio che l'anno passato, che sto un autunno bellissimo, quando diminuì il lavoro perché verso la fine di settembre giria ben poche persone, io sono stato ancora tante di fino a metà ottobre, perché è come essere in paradiso, insomma, si sta talmente bene che a me mi dispiace anche vindo. Qualche dì facevo dei lavori, qualche dì devo arrampicare, qualche dì devo avere l'alba sulla Cengia Gabriella, e finché ne è venuto freddo e neve, io pensavo che si stasera bene, insomma, e che era un posto che valeva la pena anche da sole cercare di resistere d'autunno il più possibile.
Allora, come in tutte le robe, non è solo rose e fior, ma è anche degli aspetti, diciamo, negativi. Direi che l'aspetto più negativo è stato il rapporto con la burocrazia e anche con i controlli, nel senso che tutta le leggi per quanto riguarda i rifugi è state fatte da chi che dei rifugi non capisce quali che le problematiche e te ricce de paragonale a strutture che può essere a Jesolo o che può essere comunque a fondovalle. Che chiaramente le problematiche diverse e va affrontate tenendo conto che sono a 2300 metri con tutte le difficoltà che hai anche descritto nella prima puntata. Solo 2 o 3 esempi assurde. Da una parte io avevo puntato fin dal primo anno a un discorso di qualità della cucina e io avevo un controllo da parte dei NAS che mi ha contestato una roba puramente burocratica e io ovviamente l'ho fatto assurdo, perché se mi avesse accettato algo di avariato, di scaduto, aveva ragione, ma così secondo me non aveva tanto senso. Ma un altro esempio è che io sono stato invitato dall'ASCOM a taccare dei cartelli che totalmente in contrasto con quel che è la gestione del rifugio, perché che io tacco fuori un cartello che dalle 2 di notte alle 6 da buon'ora non puoi vendere alcolici, quando il regolamento CAI dice che alle 10 da sera io ho da studiare le luci e mandarli tutti a dormire, vuol dire che sono fuori una fila di case, insomma, cioè che siamo, non sei, ecco, siamo in un contrasto totale. Io credo che chi che ha i compiti di scrivere le leggi ed è applicarle dovrà avere una buona dose di buonsenso ed è capire che un rifugio è un rifugio e che anche tra rifugi e le sue differenze, perché ogni che te lui con la macchina o con la jeep tutto è più facile, le assunzioni, il materiale, i cibi e tutto il resto. Ogni che bisogna fare tante ore a pè, è tutto diverso, bisogna differenziare questi rifugi tra rifugi escursionistici e veri rifugi alpini. Comunque, nonostante queste difficoltà, come che bello ripetuto più di una volta, che l'entusiasmo non mancia e avevamo anche una serie di sogni per il prossimo anno. Un è quel che parte la scuola di arrampicata, che è la roba più importante di riportare i giovani da Gnocca in mezzo alle nostre crode. Secondo, proprio in funzione di questa, io ho deciso che guadagno stan di comprare il legname per rifare questa sala da pranzo nuova e bello c'è una serie di falegnami, anzi avevamo costituito il gruppo Amici Falegnami del Rifugio Carducci che viene gratuitamente a rifare la sala, come che avevamo fatto adesso con le vie e con la palestra, che io compravo i ciode, scusate, e le guide ha fatto il lavoro. L'altra roba che volerai fare il prossimo anno è comprare un videoproiettore che quando avevamo tosate che fai la settimana di scuola, il pomeriggio o la sera, proiettare dei film di montagna del Cinema Festival di Trento, oppure de fai vedere come che fai so bello adesso, non più le diapositive, ma le immagini computerizzate delle Alpi, dell'Himalaya e del Karakorum. Diciamo che questi è i programmi e i sogni per il prossimo anno. Porserà tutto questo discorso, credo che avete capito che questo è un rifugio a che noi spitiamo i veri innamorati della montagna. Noi sono qua e come vi invidiamo di venire a Ciatane e io vi ringrazio di avermi ascoltato in queste 2 trasmissioni e se volete venire di persona avrei modo di toccare con man tutto quel che io vi ho detto. Vi ringrazio molto e vi spieto.